Il lupo non verrà. L'ho edizione. Dormi, leprotina mia. Mamma, sei sicura che il lupo non verrà? Sicurissima. Come fai ad essere così sicura? I lupi non ci sono più. I cacciatori li hanno cacciati. E non ce n'è proprio più nessuno? Sì, qualcuno è rimasto, ma pochi. Allora, mamma, come fai ad essere sicura che uno di quei lupi non verrà? I lupi rimasti si nascondono sulle montagne, molto lontano da qui. Ah, credevo che i lupi si nascondessero nei boschi. Sì, i lupi si nascondono nei boschi che si trovano sulle montagne. Mamma, c'è un bosco non molto lontano da qui. Come fai ad essere sicura che in quel bosco non si nasconda un lupo? Quel bosco è molto piccolo, lo sai. Un lupo non ci si potrebbe nascondere. Ma se fosse un lupo che sa nascondersi bene, un lupo molto discreto? Anche se un lupo si nascondesse in quel bosco, non potrebbe arrivare fin qui. Come fai ad essere sicura? Per venire fin qui, dovrebbe uscire dal bosco e attraversare la città. Lo vedrebbero migliaia di persone. Ma a cosa assomiglia un lupo dal vero? Assomiglia a un grosso cane. Allora forse la gente lo scambierebbe per un grosso cane? Forse, ma anche se la gente lo scambiasse per un grosso cane, il lupo non potrebbe arrivare fin qui. Ma come fai ad essere così sicura? Ci sono troppe macchine in città, il lupo si farebbe stirare. Ma vedi, mamma, un lupo che è sfuggito ai cacciatori, che arriva da tanto lontano, che è riuscito a nascondersi nel bosco piccolino. Un lupo così può certamente fare lo slalom tra le macchinine. Possibile, ma se anche il lupo si facesse stirare, non arriverebbe fin qui. Ma come fai ad esserne sicura? Questa città è immensa, è un vero e proprio labirinto con migliaia di vie che si somigliano. Il lupo non troverebbe mai il nostro palazzo. E se il lupo avesse il nostro indirizzo? Dai, i lupi non sanno leggere. Ma hanno fiuto! Forse con il suo fiuto il lupo troverebbe il nostro palazzo. Forse, ma anche se il lupo trovasse il nostro palazzo non potrebbe entrarci. Come fai ad esserne sicura? C'è un codice da digitare all'ingresso e il lupo non conosce la combinazione per aprire la porta. E se il lupo aspettasse che qualcuno entri? Il signor Talpo, per esempio, lui ce l'ha il codice e in più non vede niente. Il lupo potrebbe entrare con discrezione dietro il signor Talpo. È vero che il signor Talpo è cieco come una talpa, ma anche se il lupo entrasse dietro di lui, non arriverebbe fin qui. Come fai ad esserne sicura? Abitiamo al quinto piano e i lupi non sanno prendere l'ascensore. Mamma, ma credi davvero che un lupo che sia riuscito a fare tutto questo si fermi per un ascensore? Ascoltami, leprotina mia, anche se il lupo salisse in ascensore, non arriverebbe fin qui. Come fai ad esserne sicura? Ne sono sicura, il lupo non verrà e ora bisogna dormire. Buonanotte, leprotina mia. Buonanotte, mamma. È sicuramente il lupo! Buon compleanno! Ero sicura che saresti venuto.